C'est le dernier, Juliette Armanet. C'est demain que Doria Housset défendra les couleurs de la Corse. Vous le savez, au Lied International, c'est l'Eurovision des langues minoritaires. Et elle nous fait le bonheur ce matin d'être avec nous en direct depuis le Danemark. RCFM, l'invité. Et bonjour Doria. Salut à toutes. C'est un plaisir de la retrouver. Pas de décalage horaire, on est dans le même fuseau, je crois. No. Non. Bon. Staman è stato difficile di svegliarsi o tutto va bene? No, è appena i figli, ma siamo giunti ieri sera, abbiamo cantato perché c'era un showcase, dunque siamo appena lecchi. Fatigati? Ma tutto va bene. Quali c'è con voi in questa squadra? Allora, c'è Bernard Ferrari, Antonio Leonelli, Marina Lugiani, Jean-Marie Gianelli, Jean-Paul Maurizi et Frédéric Anton Pietri. Alors, c'est une belle équipe, là, avec vous. Donc, le voyage, donc, s'est bien passé, vous vous êtes adapté. Comment vous la trouvez, cette ville? Je crois que ça s'appelle Tonder, là où vous êtes? E allora, Tonder è una piccola città, ma tranquilla, pulita, veramente tutto il mondo è simpatico, cuore in bocca, è un piacere tanto. Avete fatto conoscenza di altri artisti che saranno nella scena domani con voi? E io allora volevo dire qualcosa di importantissimo. Infatti sul concorso qui di una specie di rappresentazione di un mondo usano, perché ci sono lingue di un mondo usano, infatti, e così allora qui noi parliamo corso e tutte le lingue latine parlano tutte le lingue e tutto il mondo si capisce. Vuol dire che lo spagnolo, l'italiano, o sardo, tutti questi, tutto ognuno parla la sua lingua e ci capiamo proprio, c'è manco un problema, e per il resto del mondo parliamo inglese. Dunque, dico che è importante perché per i giovani, dico questo soprattutto per i giovani che vogliono parte a fare studi o giusto per scoprire un mondo sano, se li parlano l'inglese e un corso, li bastano. Di una forza maggiore. Perché infatti un francese fuori dalla Francia e di Corsica nessuno parla, nessuno parla e qui si vede bene. Dunque noi parliamo un corso o in inglese e tutto il mondo si capisce. La lingua corsa solo per andare verso l'altro. Le lingue latine, tutto il mondo capisce, le lingue latine si capiscono tra delle. E dunque un corso basta. Voilà. C'è l'occasione di andare all'incontro dell'altro e così andare un po' più lontano. C'è appena pressione, c'è appena stress prima di quella non la scena? Sicura perché 15 anni fa Jacques Coulioli ha vinto, dunque è una pressione per noi. Era in 2 minuti. E dunque e poi dipende uso paese, la sua lingua, di qualcosa di importante. Sarete nella scena con una canzone magnifica che si chiama Roma, che noi conosciamo nella RCFM, saremo assenti giusto dopo. Sarà un momento assai forte. E più di quella canzone è una canzone storica, una parte della nostra storia, e tutto questo fa che un momento adesso è un momento forte. Noi siamo con voi, forza Doria, viaggiamo forte e poi forza per stasera e ci ritroveremo forse domani e parleremo di questo momento nel talone di RCFM. Vi ringraziamo assai. Sono io che vi ringrazio e buona giornata a tutti. E un abbraccio, a presto Doria. France Bleu RCFM. Et nous écoutons justement sa chanson.
siga il mio gore per sempre d'erna altare. Te mudro sotto l'acqua e portato in cuore di chiesa per pregati con pietà in lingua corsa senza pretesa. In time